Cosa significa per il Veneto la presenza del ministro qui oggi? Beh, intanto fare anche un resoconto degli aiuti che il Veneto ha mandato attraverso organizzazioni di volontariato, associazioni alpinistiche, gente che frequenta il Nepal per passione e soprattutto capire se ci sono ulteriori necessità dopo il terremoto che ha colpito in maniera così profonda e così importante gran parte del territorio nepalese. Poi per noi appunto è anche occasione per lanciare qualche messaggio e qualche iniziativa di carattere sia culturale ma anche turistico rivolto a un paese da una grandissima appunto e profonda storia e con una cultura incredibile anche dal punto di vista religioso. Grazie. Adesso anche se abbiamo il terremoto, quello grande 7.8, stiamo tornando in normalizzazione. Arrivano tanti turisti in Nepal da Veneto, tanti alpinisti a Veneto, quindi sta andando bene la relazione. Dopo il terremoto il turismo era proprio andato proprio zero, quindi questa è la mia visita, si può promuovere che aumentiamo il turismo in Nepal. Gli alpinisti in Nepal per aiutare una popolazione colpita, oggi qui il ministro, cosa significa per voi? Ma sentire dalla viva voce del Ministro del Turismo lo stato dell'arte. A qualche tempo dalla calamità noi abbiamo una nostra raccolta di fondi aperta immediatamente, a quale hanno aderito oltre che i nostri soci anche altre istituzioni, ma siamo, visto che l'emergenza proprio immediata adesso non c'è più, ci sono grossi problemi, ma vorremmo raccogliere, destinare in maniera che sia tangibile nel mondo dell'alpinismo nepalese. Siamo in contatti con i nostri omologhi del club alpino nepalese, con il quale tra l'altro ci lega una storica amicizia, e assieme destineremo, secondo le loro indicazioni, quello che noi abbiamo raccolto. Però adesso si tratta di ricreare la fiducia nell'andare, ritornare a frequentare le montagne del Nepal, le più belle montagne del mondo.